Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Eccoci qua al consueto appuntamento del lunedì. Con questo giorno iniziamo di nuovo gli appuntamenti della settimana. Buonasera Pierluca. Durante la settimana appunto abbiamo almeno 3 appuntamenti fissi in mia presenza, 2 sul mio canale YouTube, 1 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Se ancora non lo conoscete, se ancora non vi siete iscritti al suo canale, cercate Marietto Veneziano su YouTube e iscrivetevi. Il lunedì e il venerdì sul mio canale alle 21:30 rispondo gratuitamente alle vostre domande in ordine di arrivo, dunque è importante che arriviate puntuali, che arriviate per primi, proprio perché rispondendo in ordine cronologico e donandovi mezz'ora di tempo riesco a rispondere alle prime 3, 4, massimo 5 domande, dunque il tempismo è assolutamente necessario. E il mercoledì sul canale YouTube del Marietto Veneziano ci troviamo alle 21, dove vi rispondiamo in 2, il Marietto con il pendolino o con le sibille, io con le sibille oppure con un altro mazzo di tarocchi oppure oracoli, dipende un po' dalla serata e dall'ispirazione del momento. In ogni caso siamo sempre disponibili anche in privato per consulti a pagamento. Vi ricordo che per prenotare il consulto potete chiamare al 347 8702 622, però in privato mi raccomando solo per consulti a pagamento e un consulto ha un costo di 20 euro, una durata di 45 minuti. Durante il tempo del consulto approfondiamo le vostre domande non solo con la tarologia, ma anche con l'astrologia antica e, dove occorre, con la radiestesia. Bene, vedo che ci sono già delle domande, ma prima di salutarvi e di iniziare a rispondervi, vi ricordo ancora che ci trovate su Facebook nei gruppi I Casti Sacerdotali e Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Dunque cercateci su YouTube e cercateci su Facebook, fate pure richiesta di iscrizione al gruppo o ai gruppi se siete interessati appunto a questi argomenti, non solo di tarologia ma anche di ermetismo, radionica, radiestesia eccetera. Dunque siamo presenti per voi. E poi Marietto fa delle dirette durante le quali anche lui risponde gratuitamente alle vostre domande. Benissimo. Ultimo, ma non meno importante, il sito www.ilcapitano.intervista.org. Ecco, dalla regia arriva uno strumento importantissimo. Bene, il sito ilcapitano.intervista, grazie Marietta, ilcapitano.intervista.org, dove troverete moltissimi circuiti radionici completamente gratuiti che potrete scaricare appunto in comode dispense con parte delle indicazioni di uso. Mi raccomando, se avete dubbi su come si usano i circuiti, potete contattarci tramite i gruppi Facebook e porre le domande di chiarimento, ma se vi interessa ancora di più, anche per capire quali sono più adatti alla vostra situazione, al vostro caso, comunque siamo disponibili per consulti privati a pagamento. Dunque siamo sempre a disposizione. Infine, per quanti ancora non lo conoscessero, è da dicembre, dai primi di dicembre è uscito il volume Introduzione alla magia radionica. A questo ne seguiranno altri che attualmente sono già disponibili tramite PDF ebook sul sito Il Giardino dei Libri, mentre la versione cartacea del primo volume, che inizia appunto un percorso che connette radionica ed ermetismo. Per quanti non sapessero cos'è l'ermetismo, è magia, ma alta magia cerimoniale, dunque non parliamo di altre pratiche, piuttosto di un percorso di rettificazione che coniuga la cabala magica e dunque l'ermetismo
con la radionica e dunque l'emanazione delle onde di forma. Benissimo, ora penso di avervi detto tutto, sono pronta ai saluti e alle risposte, a darvi le risposte. Allora, buonasera Pierluca, buonasera ovviamente Marietto, che tra l'altro mi ha portato il libro, dunque è qui nei paraggi. Buonasera Chiara, buonasera Claudia, buonasera Cristina, buonasera Emiliana, buonasera Pupa, buonasera Daniela, buonasera Beatrice, buonasera Barbara, buonasera Marina, buonasera un'altra Chiara, buonasera Lori, buonasera Antonio, buonasera Nunzia, buonasera Giovanni, buonasera Giose Joy, buonasera Stefania, buonasera Maurizio Antonio, buonasera Federica. Bene, bene. Allora, io vi ricordo inoltre che questo spazio è ovviamente aperto a tutti, una domanda a ciascuno, rispondo in ordine di arrivo, ricordatevi di mettere nella domanda il vostro nome e la vostra data di nascita, se chiedete di controllare su qualcun altro, cortesemente mettete anche il nome e la data di nascita di questa persona. Io cerco sempre di accontentare tutti, dunque se vedo persone che hanno già posto domande negli altri giorni e che ritengo appunto di poter magari saltare, non per cattiveria ma per dare spazio ad altri, visto e considerato che la mezz'ora scorre in fretta, non ne abbiate a male, in futuro rispondo, voi ponetela comunque sempre la domanda, ma sappiate che mi fa piacere dare spazio anche ad altri che cominciano a conoscere il Marietto e la sottoscritta. Bene, allora rispondiamo in ordine di arrivo, vediamo la prima Emiliana. Emilia, che chiede se ci sarà una svolta nel suo rapporto con Giorgio 23 maggio del 2000, mentre Emilia è il 10 maggio del 2001. Va bene. Sono cadute due carte, c'è gelosia, non cadono mai a caso, dunque sicuramente c'è un senso al perché alcune cose si manifestano in un certo modo, vediamo un po'. Questa è uscita tra l'altro anche prima, è caduta, dunque c'è la notizia, una notizia di un rapporto, ma sembra comunque che sia più uno spettegulesse, un gossip. Allora, la domanda riguardava il rapporto, una svolta, ma sarebbe da chiarire che tipo di rapporto c'è già, perché io, se in questo momento il rapporto è un semplice rapporto d'amicizia, non vedo grandi svolte positive. Se invece c'è un rapporto sentimentale, io credo che qui ci sia qualcosa che non va, che sta arrivando. Diciamo che nella linea del passato, la prima linea dunque, che ora vedo di inquadrare un po' meglio, abbiamo già qualche situazione che ha portato un cambiamento che più che altro hai subito, forse una notizia, qualcosa che ti ha posto di fronte a qualche scelta, ma inizialmente sembrava qualcosa di positivo, però vedo che questa cosa ti ha bloccato un po' negli studi, forse qualche esame, qualcosa che non sei riuscita a dare per questioni emotive, non lo so, sembra che ci sia qualcosa del genere, e se non ha pesato su di te questa situazione probabilmente le sibille si stanno riferendo a lui, ma vediamo il presente. Queste 4 carte sembrano dirci che comunque effettivamente in questo momento sembra esserci una corrispondenza sentimentale e che in qualche modo ci sia un sostegno reciproco. Comunque partiamo con una bella carta, che è una carta che garantisce
soddisfazioni, soprattutto in campo sentimentale, ma in altre occasioni comunque è una carta di esito favorevole, positivo. Dunque è una situazione in questo momento, si direbbe, abbastanza tranquilla. È probabile che questa persona, tu gli stiate dando la mano, li stiate sostenendo, ma devo dire che o questa persona è lui o un'altra persona si avvicina, comunque si viene a creare una qualche discussione. Guarda nell'immediato, se non avete già litigato a causa di un altro ragazzo, mi sembra che non mancherà molto. C'è qualcosa in arrivo proprio dietro l'angolo, oppure che è appena avvenuto, qualcosa di imminente. Posso dire però che o la discussione è per un altro ragazzo, ma io non vedo carte di gelosia, oppure la discussione è con lui, che magari all'improvviso smette di essere disponibile con te. Posso dire un'altra cosa andando avanti, anzi altre cose. Sembra proprio che inizierà una specie di flirt nel futuro con un'amica o con più di una persona. Dunque si crea un clima di competizione, probabilmente, intorno a te. Dunque ci saranno altre figure a girargli intorno e ad avere attenzioni nei suoi confronti. Dunque io ti invito ovviamente alla prudenza. C'è un qualcosa che sembra comunque ancora spingerlo verso di te, per una questione anche di fiducia, di intimità, ma vedo che avrà un segreto, qualcosa che non dirà. C'è qualcosa di segreto che verrà custodito, un segreto tra voi. E il problema è che suppongo, forse, immagino, che il segreto riguardi un'altra persona che si introduce nel vostro ménage, nel vostro rapporto. Dunque potrebbe saltare fuori questa cosa e arrecarti un dispiacere. Insomma, attenta, perché sembra proprio che comunque si stia muovendo qualcosa, non proprio in positivo, ma che ci sia un'apertura verso altri orizzonti. Magari sei anche tu che ti vai a interessare di qualcun altro, non è detto che sia solo lui. Allora, vediamo un po' la domanda di Beatrice. Vuole sapere se nascerà una storia tra lei, 25 luglio 85, Paolo, 31 gennaio, sempre dell'85. Vediamo un po'. Ah, 78, ah, corretto, sì, 78, va bene. Allora, Paolo e Beatrice. Mi raccomando, a voi che a cui ho risposto, dunque Beatrice adesso, Emilia prima, neanche per saltarvi alla prossima volta, lasciamo spazio, mi raccomando, a altre persone. Io intanto adesso vi rispondo per un po', a meno che non abbiate domande diverse, io vorrei accogliere un po' tutti le persone che seguono il canale. Dunque, vediamo un pochettino, intanto rispondiamo Beatrice e Paolo, vediamo cosa succederà nel prossimo periodo tra voi, se nasce qualcosa. Beh, guarda che al taglio qua ci compaiono due persone. Allora, ma devo dire che nella linea del passato sembra che qualcosa già sia nato quantomeno nella tua fantasia, no? Già ti ha mosso interesse,
il desiderio di lui è, suppongo, ricambiato in ogni caso, anche se non in modo facile, non è stata una cosa semplice, comunque in alcune occasioni forse qualcosa ti ha dato il tormento o la preoccupazione che lui potesse interessarsi a qualcun altro o la presenza di qualche altra figura. Dunque diciamo che c'è un po' di dispiacere qui e la necessità insomma di farsi largo, di farsi notare o di continuare con determinazione a tenere gli occhi sull'obiettivo. Dunque questa persona comunque ha già mosso in te tutta una serie di cose, di emozioni a partire dal passato. Non penso che sia un passato tanto lontano, però intanto abbiamo la prima linea che ci porta a queste cose. Al presente, ecco, al presente comincia a vedersi qualcosina di un po' più succoso. In che senso? Ci sono delle situazioni tra quelle che ti sei procacciata e quelle che ti si sono presentate, ok, che ti hanno messo comunque un pochino in crisi. Evidentemente ci sono degli aspetti di questa situazione che richiedono un'attenta valutazione e anche un pochettino di prudenza. Probabilmente spesso sei stata tentata di essere più impulsiva e magari in qualche occasione te ne sei anche un po' pentita. Dunque diciamo che è un invito comunque a valutare veramente tutti gli aspetti, fra cui uno potrebbe essere anche una lontananza. Adesso io non so fino a che punto, però questa carta generalmente quando compare parla di qualcuno lontano da noi, può essere lontano fisicamente, ma lontano anche per estrazione sociale. Potrebbe essere una persona nata e cresciuta in un contesto diverso dal nostro o veramente magari appartenente a una regione, a un luogo diverso per origine. Comunque sta nascendo qualcosa, qualcosa che in questo momento è ancora tutto da scrivere, è ancora il suo inizio, però sembra promettere bene. Dunque, se non farai passi falsi, nel prossimo periodo direi proprio che si creano delle occasioni che finalmente sbloccano un po' questa situazione del passato. E direi che qualcosa diventa interessante. Interessante perché mentre cresce questa cosa qua, potrebbe, dico potrebbe, tornare alla ribalta un qualcuno del passato. Allora, io adesso non so se il qualcuno del passato che torna alla ribalta riguarda te o riguarda lui. Comunque qualcosa sarà positivo e qualcosa invece porterà un cambiamento un po' infelice, nel senso che probabilmente qualche situazione, eh, come ti ho detto, qualche ritorno dal passato, eh, porterà dei cambiamenti nel menage che si sta sviluppando. Dunque c'è una qualche ingerenza, però devo dirti che effettivamente si sta sviluppando qualcosa, qualcosa di interessante. Per quanto riguarda l'esito, vediamo che effettivamente qualche sviluppo c'è, ma c'è anche qualcosa che lo blocca. Ed è probabile che a bloccare questa persona siano impegni precedenti legati o a una sua un'attenzione di Paolo, un riguardo che Paolo ha nei confronti della madre, oppure non è detto che questa persona, questa figura che compare qui sia la madre, ma potrebbe anche indicare un rapporto di lungo corso del passato, che però ancora ha un peso nella sua vita. Dunque, e questo potrebbe indicare perché in alcune occasioni abbia un po' il freno a mano tirato. Bene, rispondiamo alla domanda in diretta. Pronto?
Ciao, posso chiederti qualcosa? Ho visto la tua diretta. Sì, io in genere lascio il numero proprio per permettere a chi dovesse chiamare durante la diretta di avere la priorità sugli altri. E comunque lo stesso numero lo dico anche a favore di quelli che ascoltano la diretta, con cui potete contattarmi per i consulti privati a pagamento. Come ti chiami? Manuela. Manuela, quando sei nata? 29 Sì? 03 1973. Ok, dimmi la tua domanda, ricordati eventualmente di darmi anche la data di nascita della o della persona su cui dobbiamo andare a guardare. Dimmi pure. È sull'amore o ti posso No, fare no, qualche altra qualsiasi domanda? domanda, sì. Allora, io ho un'ansietà grossissima, lo sa anche Marietto perché gliel'ho scritto proprio oggi. Ho fatto un concorso per un posto in ASL, servizio pubblico, diciamo così, sono una sanitaria, lavoro in sanità e ho fatto la prima prova alle 25 alle 3 di pomeriggio, Sì. appuntamento, ma verso le 5. Volevo sapere se questa preselezione, perché è chiamata così, l'ho passata o no. Ok, va bene. Sono perché dicono che prendono fra i primi 2500 come punteggio, come hanno punteggio più alto, i primi 1250, 2500-3000 persone, ecco, varia un po' così. Va benissimo, allora Emanuela, ricordami la tua data e vediamo velocemente un pochettino questa. Dimmi. 29.03.73. Ok, 29 marzo del 73, perfetto. Ma allora, abbiamo un taglio abbastanza positivo che parla di soddisfazioni. Adesso vediamo un pochettino però. Ti calcolo che vedrai le mie ansietà 1000, però sicuramente. Sì. Ma allora, senti, ma tu questo esito lo stai aspettando a stretto giro? Sì, doveva già essere domani mattina. Sembra che entro stamattina uscirà invece o domani mattina o mercoledì. Io lo vedo così fra questi 2 giorni. Ok, allora, diciamo che non è né bello né brutto come esito. Poi ti invito a guardare comunque il video, la registrazione, perché resterà comunque sul canale YouTube e così vedrai anche la stesa, le carte che sono uscite. Comunque, io direi che intanto nella linea del passato con Deliranti e Lettera abbiamo una situazione dove probabilmente le informazioni o le comunicazioni legate a questo concorso sono state un po' confuse. Non so se è a causa di ritardi oppure se... Bravo, a causa del Covid sì. È stato sbloccato per un anno quasi, e poi da un minuto all'altro ci hanno detto ci sarà la preselezione. Ecco, dunque, sì. Infatti vedo comunque che alla fine, diciamo, hai partecipato, c'è questa carta della costanza, che è una buona carta, una carta di riuscita. Posso dire che sicuramente sei arrivata lì abbastanza preparata per quanto riguarda la prova. Allora, nel presente tieni conto però che ci sono alcune carte un po' così, nel senso che sicuramente c'è una componente di ansia e di, come dire, sai, la carta della giovane fanciulla non è solo una carta personaggio, in genere compare quando c'è volubilità ma anche preoccupazione, siccome c'è la carta dietro della disgrazia, dunque un po' appesantita, no? Dunque diciamo che anche questi piccoli ostacoli definiti dal lato, dunque questo ritardo, questo slittamento non ti aiuta tantissimo nella gestione di questo momento, però la linea del presente chiude con fedeltà. Dunque, in ogni caso, con la carta della fedeltà è una carta di successo, di realizzazione. Dunque,
Diciamo che è possibile, ma è possibile che rientri proprio per il rotto della cuffia, non credo tra le primissime in graduatoria, però credo che ci sarà nel prossimo periodo, non tanto in là, il colloquio di persona. Dunque non so se c'è una parte scritta e un orale, ma vedo che devi andare a parlare con qualcuno. Allora, la seconda prova dovrebbe essere pratica, ok, dovrò essere davanti a qualcuno. Perfetto, un giudice, qualcuno che giudicherà. La prova è orale. Allora, io ti vedo probabilmente si tratta di questa prova pratica dove sei giudicata perché c'è la donna di servizio, dunque qualcosa che devi fare in modo pratico, darti da fare, qualcosa che sicuramente possiamo considerare come la seconda fase. Però non so se ti vedo passare la terza, perché poi c'è la carta della malinconia e della morte, dunque non so, o sarà causato da ulteriori ritardi per le graduatorie della parte pratica, oppure ci sarà un qualche cambiamento in corso d'opera, che vedo questa forma di tristezza. Però secondo me, da quello che vedo, è possibile che la parte pratica la andrai a fare. No? Può anche indicare che, fatta la parte pratica, dovrai attendere il momento in cui faranno la chiamata per te, magari non chiamano poi tutti insieme. Non so, io non so come funzioni poi da concorso a concorso. Perché adesso con il Covid è cambiato tutto. Comunque guarda, questa tua attesa, secondo l'esito, è un'attesa favorevole, perché vedo allegria, dunque c'è un qualcosa che andrà bene, devi solo aver pazienza, va bene? Io ti ringrazio Emanuela per aver chiamato e continua a seguire il canale. Buona serata, grazie, ciao ciao. Eccoci qui. Vi ricordo appunto che se chiamate durante la diretta potete scavalcare l'attesa e la coda. Passiamo alla prossima domanda, vediamo un pochettino la domanda di Barbara. Vuole sapere se Daniele, 9 agosto del 78, tornerà da Barbara. 4 dicembre dell'82. Vediamo dunque se c'è un ritorno di Daniele. Allora, ma a me sembra che nel passato recente allora tu possa essere stata gelosa di qualcosa, di una situazione che lui ti ha tenuto nascosto e che probabilmente è legata al posto di lavoro, al suo lavoro, forse magari una collega, qualcosa del genere. Magari ti ha corteggiato o si è innamorato di qualche altra persona. In questo momento non mi sembra dell'idea di tornare, non nell'immediato quantomeno. Forse c'è un'occasione per cui dovrete sentirvi, vedo comunque nel presente l'arrivo intanto di pettegolezzi, di chiacchiere riguardo questa situazione e anche qualcosa di non necessariamente vero, dunque attenta perché proprio lo vedo nella linea del presente, vedo che ti arriverà una notizia che però non è del tutto vera. Se non è già arrivata, arriva molto presto. Oppure potrebbe essere lui che ti scrive, ti telefona, ti dà una comunicazione, un messaggio, ti parlerà, ma non dirà del tutto la verità. Comunque sembra che, non dico un ritorno, ma è possibile che ci sia una specie di riavvicinamento, perché o questa linea
parla di un riavvicinamento nei tuoi confronti, o parla di un riavvicinamento, scusate ma in questo momento sto già rispondendo a una domanda, o parla di un riavvicinamento nei tuoi confronti, oppure può indicare che lui sta o si è innamorato di una donna un po' più grande di lui. Allora, cosa vedo in effetti? Che non c'è questo riavvicinamento, capisci? Non mi sembra anzi invece che ci siano discussioni eventualmente tra voi, ma non, e anche l'esito, capisci che non ti farebbe aspettare per tanto tempo. Dunque non mi sembra che ci sia questo ritorno, purtroppo mi dispiace Barbara, ma non mi sembra che Daniele torni. Ok, adesso rispondo alla domanda che mi è arrivata per telefono. Buonasera, con chi parlo? Sono Federica, il telefono? Sì, scusa, ti ho fatto attendere un po', ma perché stavo già rispondendo a una persona. Allora, Federica, quando sei nata è la tua domanda? Quando sei nata è la tua domanda, grazie. 5178. Ok, dimmi pure. La domanda è se Maurizio diventerà ufficiale. La data di nascita di Maurizio? 8159. Ok, vediamo un po'. Siete molto carini. Grazie, ti ringrazio. Allora, senti, è nata come relazione clandestina all'inizio? Sì, perché ladro e fedeltà, però vi siete proprio innamorati, vedo. Allora, guarda, secondo me lui ci pensa, ma non lo farà a stretto giro. Non dovrai, secondo me, o portare pazienza ancora un po', perché, sai, il fatto è questo, ho la sensazione che lui tema delle ripercussioni nel portarti così alla luce del giorno, perché c'è la presenza di una nemica che effettivamente potrebbe danneggiarlo. Non so, è una persona che comunque è già lontana da lui, si direbbe, però ha ancora un'influenza in qualche modo, potrebbe danneggiarlo, non so in che maniera, però è così, altrimenti non comparirebbe come una nemica. No, è così, è così. In ogni caso lui spesso te lo promette che le cose cambieranno, però non ce la fa subito, lo vedo che vorrebbe ma non può. In effetti, sai, dovrai avere molta pazienza perché anche nel prossimo periodo, e lo vedo, è che la tua attesa è tormentata perché probabilmente è già un po' che tu desideri, hai aspettato la separazione, hai aspettato un sacco di cose e lo vedo. Però ancora mi dispiace, ma con stanza militare il rapporto ancora non verrà ufficializzato, ci vorrà un po'. Comunque la carta dell'artista, che è una carta generalmente che esce in presenza di esami, di prove, potrebbe indicare che in futuro questa cosa possa diventare un po' più ufficiale, però non adesso, sai, no, anche perché lui ha una grande preoccupazione per il fatto che tu sei molto più giovane di lui, proprio ti vede come una bimba, come una figlia quasi, ma anche una cosa preziosa da tutelare, dunque questo per lui è fonte di ansia però, te lo dico prima, ha paura che... Ha paura che tu possa stancarti di lui quando poi lui invecchia di più. Comunque, devi portare pazienza, se magari ha anche solo bisogno di credere che è vero anche lui, ha le sue paure anche lui. Va bene, io ti ringrazio, spero di averti risposto.
Un abbraccio, ciao, ciao, ciao. Benissimo, io per questa sera ho, spero, dato risposte a quante più persone possibili in mezz'ora, dunque grazie sempre per la vostra partecipazione, vi ricordo che sono disponibile per consulti privati a pagamento, il costo di un consulto è 20 euro, la durata 45 minuti, dunque non esitate a contattarmi per prenotare il vostro consulto e vi ricordo comunque che mercoledì sera alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano vi risponderemo ancora. Dunque, per le persone che non sono riuscite ad avere una risposta questa sera possono venire alle 21 mercoledì sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Mi raccomando, cercate il suo canale e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Grazie di tutto e buon proseguimento di serata. A presto.